Cittadinis e cittadins di Udin, nodome un chiarmandi di fogolar politica Europa quileiensis, che stavolta pardius asclet par c'è che da questis votations prossimis dal Comune di Udin no altris no votarin sigur Fontanini, il sindic stiadut che al torna proponisi. E Fontanini non lo votare imprenditut pal fat che non sa tradis e offindus, come movimento e come personis. E si dirà che allora sono fas personaia, sono fas privas, che noi entri con una visione politiche de città, de collettività. Ma a lui riguardate che c'è che si spiette di che politici il cittadino che si impegna e che fa generoso di sue iniziative per il ben de città, che si muove generoso per sue iniziative per il ben de città, è ben differente c'è che si spieti che i cittadini si prinsca passano per strada, vitis privatis, figuris privatis che fanno il loro senza dedicarsi anche di band a una comunità. Che si impegna a pro di una città, a pro di una comunità, sul pont culturale, di una identità, per fare un esempio, al pratint di ragione, manco la considerazione, oltre che rispetto. Lui che non fa nulla per una città, non pretende nulla, non ha nulla di pretendere. E che va ben tutto, e allora è così. Ma insomma, Fontanini non sa tradis e non sa uffindus. Non sa tradis, ha avuto tradito e uffindut 30 anni se passa di un impegno civico, sociale, culturale, tutta pro di una dignità storica e presente, una cittadinanza che a cui parla non ce ne pretende, non ce ne sa che è, che dignità, non ce ne sa che esiste e che sei stato e che sei disistuto. Fontanini non sa tradis perché dal 2018 Europa Quileiensis, prim bras politici di questa culturale nostri movimento, dal Fogolar Civic, aveva presentato un programma ai due candidati a valutazione comunale, Fontanini e Martinez. E Fontanini aveva aderito di quel programma domandante il voto e poi, una volta lassù, mai non ha ricevuto una rappresentanza di che formazione per concludere impegni stia passò in tacche sua adesione politiche e amministrative. Fontanini poi l'ha tradito il rank dei cittadini, l'assemblea di popoli della città di Udin, ricevuta che alla i suoi ufficiali, i suoi rappresentanti, il 20 di settembre dal 2018, rinnovando promesse di collaborazione, fatti in campagna elettorale, promesse che dopo non l'ha mantenuti, motis di squintri poi sono stati quando Fontanini alla tornata Viargi Marchiadvieri al traffic e soprattutto sulla riforma dai quartieri, la più contraria alla democrazia di tutta la storia cittadina di Udine. Avevi proponuto allora un armistizio, in guerra, insomma, dal 2021 avevi proponuto un armistizio perché si onorasse senza divisioni tra civisti e palas i 20 anni dal patron secolare, dal patron laica di queste città e le feste di compleanno delle città stesse, iniziative snestris, in più i 600 anni dal sacrificio dall'ultimo portabandiera delle patrie furlane che queste città di Udin si tengono capitale. Armistici fat, armistici finiti. L'anno dopo pronta la patafade finale di Fontanini con la prima riunione di Consiglio Comunale della storia di Udine contemporanei sul patron laic, promozione nestre e no altris a queste escludus des commemorations ufficials e clamat un altro, un intellettuale, un bravo intellettuale, un valido intellettuale che però noi sapeva delle nostre battaglie per portare Udin
avere questo simbolo storico, interculturale di cittadinanza per DDV che è stata la votazione in Consiglio Comunale dal 2001. Non sono stupidati che per cui che la dedicata è una parte importante della sua vita a promuovere e riongere l'identità cittadina. Questi casi sono stupidati per prima che passa per strada, che al prossimo noi dà a noi se noi torna conto, ma non sono stupidati per cui che si impegna a favore di un sociale, di un culturale, di una collettività. Fontanini ha fin d'ut visse moars di una nobilissima, passionata, competente, convinte mobilitazione di cittadini che tant e ha fatto in tanti anni, per città di Udin. Una villa disgratte, una villa non riconosciuta, anche denunciava Fontanini stessa fa qualche mese, e che però di che l'Udin alle giuste buon rappresentante. Non votarin dunque Fontanini, a sares come votassi Quintri. A sares strassà un voto a favore di una certe politiche dal fa, così le clamen politiche dal fa senza chialare di là dal proprio nas, però. Una politica che non si vise, che oltre gli rotondi, sottarondi, che si vuole dire, che oltre i marcepis, che oltre gli ascensori, spalcistiel, che oltre i grandi mostri, i grandi sagris, una comunità di Udin non esiste. E se esiste, io non è che un happy hour, e non c'è alla podista di Stallegris. Il tema che al mantia non varese di mantiare le proprietà di identità cittadine, la colle de comunità, la comunità, la base, il basamento vero di ogni comunità che alten su la sua vita civile. Non stiamo favelato di partecipazione dal cittadino al governo, dal pubblico, e non stiamo favelato di una politica internazionale della città che non si riduce a tappe turistiche dal Taiuto e dei pittori dal Tiepolo. Una giunta comunale, insomma, dal fa, tampar fa, non dal progetto che tiale lontano, che si slargia, che l'inquadra, portato in davanti, senza sbandare, senza clopare. Insomma, questo è il Fontanini che noi altri non voteremo. Fontanini è un company, che non è di Bessone. Allora, avevo dato appuntamento, giusto per farvi là, anche gli altri candidati sparsiti di Udin, lì dal posto di San Juan, la partenza del famoso ribaltone di Oibe Grasse dal 1511, insomma, look simbolico delle storie civiche. Si sperava in un momento così di condivisione. Ecco. Si è presentato nome Marchiol, un Marchiol che si è avuto occasione proprio di preseare per scomunanze di programma su grandi sviodudi di città che anche altri di agnorum si è avuto portato in davanti. Viodudis su temi di identità, di partecipazione, di centralità internazionale, di Udin partin di lidris fuartis, capochin, casburtin, Kamenin vers l'Avenida dal Sium democratic di un Udin Atene dal Friul, di un Nove Aquile euro-regional, riferimento dei nostri popoli de Mitteleuropa di Nuvce, in maniera che è stata la Mari Aquilea. Votare in Marchiol, sostenere in Marchiol, des votations e dopo des votations. Una figura che capito proprio che in persone l'aliende aquileiese, udinese, furlane di una induranze positive, salde, costruttive in servizi dal ben di comune. Votin Marchiola allora per un popolo che al conti in una città che conti, per tornare granci in tal buon esempio, per tornare un domani all'idris gloriosi di una città che quest'anno è finito vot sequi, e Fontanini e i suoi
a Son Zaccaredin.